poi viene utilizzato e viene mandato in leggera differita. Ok, vediamo. Bene, bene, qui facciamo il bis, sembra giusto perché chiaramente io quando vado a vedere questi posti di cui si parla, si vocifera, chiaramente bisogna andare a vedere, devo dire io ho un po' questa formazione professionale, nel senso che magari mi possono raccontare 100.000 cose, ma finché non lo vedo, non lo tocco e non posso un po' anche capirlo, perché sto ancora girando qui attorno all'albergo, l'ho visto di sera arrivando, di notte sono andato in spa, eccetera, eccetera, quindi durante il giorno poi cambiano le cose, quindi ancora non ho completato, ma sono a buon punto, ecco, quindi devo dire che Arcadia, faccio i complimenti a Andrea, il patron, sì. Patron al secolo Andrea Coser. Coser con la sì, K o con la C? C, invece Arcadia c'ha la K. Ah, c'è la K, esatto. Ecco, abbiamo diversificato Coser, un pochettino. ecco, bene, Coser, quindi la famiglia Coser, ecco, perché come diceva mio padre, attenzione perché lì dietro ci sono i genitori, nel senso che sì, albergo, ristorante, insomma, i giovani chiaramente la nuova generazione mandano avanti, ma per fortuna che sono stati loro, ci sono ancora. Ecco, sì, c'è mamma naturalmente, ancora attiva, sempre presente. Quindi bene, perché 1968, anno di nascita di questo albergo, è stato ribattezzato, si chiamava Pensione Fortuna fino al 90, e poi c'è stato un po' un cambiamento nelle nostre vite e abbiamo deciso anche di ripartire quasi da zero con l'attività, cambiando il nome, cambiando la casa, cambiando il sistema, e poi si è evoluta un po' la volta. Quindi l'Arcadia è nato praticamente, il nome è stato ribattezzato nel 1990, sì, quindi sanno già una trentina d'anni, che si chiama Arcadia. Quindi ai tempi il nome l'avete scelto? Ma un po' così, un po' per uscire dai soliti schemi, il nome della montagna, il nome del fiore, il nome della... Cioè c'è una montagna che si chiama Arcadia? No, appunto, adesso volevamo uscire un po' da questa cosa. No, io pensavo più a Courchevel, dove c'è il K2, il Kilimangiaro, là, hanno queste vette tibetane, no? Queste loro solitamente chiamano tutta un'altra Annapurna, cioè hanno questi nomi, qua invece avete pensato agli Arcadia, che poi nel 1990 secondo me i Duran Duran erano all'apice del loro successo, perché questa è una domanda che abbiamo già fatto a un ristorante che sta a Porto Tolle, e sembra quasi di aver ritrovato, tra l'altro, in questa occasione, quest'ultima settimana di apertura con lo chef Laera, no? La sua prima esperienza qui con una stella Michelin sicuramente nascosta da qualche parte, che con sé e ha mantenuto per tanto tempo, e devo dire sembra quasi insomma che mi abbia un po' inseguito questa cucina che ho scoperto là sul delta del Po, l'Arcadia, questo posto che si chiama così però con la C. Ecco, lì c'è la cuoca che si chiama Arcadia, i genitori erano degli amanti, diciamo, della Grecia, della cultura greca, e quindi hanno chiamato la figlia così, chiaramente poi il ristorante, mentre qui l'ispirazione non si sa se sia quindi... Ma ripeto, qualcosa di diverso, un nome un po' diverso, che esca un po' dai soliti schemi, perciò Arcadia è una costellazione, il nome di una costellazione, oppure un luogo mitologico in Grecia, tant'è che in Grecia troviamo tanti ristoranti o alberghi col nome Arcadia. Certo. Qua siamo circa gli unici. Bene, quindi complimenti, perché è un albergo, devo dire, da insomma esperienza gastronomica, l'albergo che io ho sempre un po' sognato, perché poi devo dire, venendo o d'estate o d'inverno, immagini che questi alberghi siano aperti anche tutto l'anno, e si possa venire anche solamente per stare chiusi qua dentro, tipo Villa Feltrinelli, ma anche Villa Feltrinelli non è aperto tutto l'anno, ecco, quindi, però stare lì e non andare a sciare, no? Cioè proprio oziare, cioè proprio no? Fare questa cosa. Iniziato questa avventura del restyling nel 2017, quindi costruendo la piscina panoramica all'ultimo piano, che è anche una cosa unica in Valbadia, e abbiamo cambiato nella hardware molte cose, e adesso con lo chef Lair abbiamo cambiato anche nella software, quindi tipo di cucina, tipo di servizio e di proposta. E in questo momento siamo ancora sulle 2 stagioni, estate e inverno, fondamentalmente quella invernale, quella più importante, come per tutti in zona, però l'intento è quello di andare poi ai 10 mesi o addirittura agli 11 mesi. Insomma, adesso passo alla volta. Sempre operativi, che poi se sopravvivessero solo i ristoranti, no? Perché molte volte i ristoranti possono essere nel resto dell'Italia, proprio hanno bisogno anche delle camere, no? I ristoranti per poter... E quindi il fatto che qui ci sia tutto questo ben di Dio, perché poi almeno uno, cioè comunque questo spazio termale, come vogliamo chiamare, c'è questa insomma spa con le saune, eccetera, eccetera, la piscina poi
in realtà è nata poi appunto in cima. Ecco, sì, quindi... al terzo piano, fronte a Songer, che è la montagna simbolo di Corvara, patrimonio UNESCO, perciò. Ecco, no, quindi bene, complimenti di questa operazione. Non so se è finita qui o ci sono altre cose in previsione. Ci sono, ma non posso rivelarle. Ecco, però diciamo che al momento è sufficiente, perché effettivamente qui, grazie anche al fatto che siamo a pochi metri, ecco, dagli impianti appunto di risalita, quindi siamo a 1556, la chiesetta piccola di Corvara. Esatto. E poi si sale, si arriva al confine, penso con il Veneto, col Trentino, mi sembra Rabba, no? Si va verso Veneto, Campolongo il passo, poi verso Canazzei, che è a Trentino, e poi la cresta di confine verso l'Austria, naturalmente in su. Ma l'importante è essere qua sulla Sella Ronda, perché per l'amante dello sci la Sella Ronda è un giro stupendo, fai 4 vallate con gli sci ai piedi, un'attrattiva enorme. Noi siamo qui davanti, ce l'abbiamo davanti alla porta di casa. Infatti, grande fortuna. Peccato che il Covid abbia fermato appunto d'inverno appunto questa zona, perché è stata particolarmente colpita, appunto, quindi nessuno ha riaperto. L'anno scorso no, quindi non è stato possibile. Io che tra l'altro annualmente venivo per la Wine Cup qui appunto a Corvara, ho avuto modo poi di fare anche delle degustazioni di vini a diverse altezze, eccetera, eccetera, quindi devo dire sono rimasto veramente male. Ecco, e devo dire, essere ancora qui, ritornare qui, chiaramente mi fa molto piacere vedere che comunque si è lavorato, no? E quindi c'è questa ripartenza, no? C'è anche questo cambio, perché poi uno chef parte da una parte, no? Per arrivare di qua, poi di là chiaramente si organizzano, quindi poi alla fine è meglio un po' per tutti, e sarà bello rivedere quel cartello del 3, 2, 1 stella Michelin, ecco, che poi magari può essere anche più di un ristorante con una stella, ma che ci sia l'opportunità con i clienti. L'ideale sarebbe qualche stella Michelin, un ristorante 2 stelle se ritorna, perché no? E sempre il 3 stelle appunto mitico, da cui poi arrivano tutti questi chef, come appunto Nicola Laera. Scuola è quella. La scuola è quella? Ecco, quindi quello senza ombra di dubbio. Sarebbe un eccellente riconoscimento, ci mancherebbe altro. Però insomma, piano piano, siamo piccolini e umili, ma stiamo crescendo. Bene. Altre cose che bisogna assolutamente dire, io magari non mi sono ancora reso conto. Vabbè, possiamo parlare ad esempio della proposta del bistrò, che quindi è, diciamo, una sorta di pranzo del gourmet la sera, che è Bourget 1968, al bistrò. Chiaramente siamo in montagna, chiaramente anche in tenuta da sci, chiaramente è in terrazza all'esterno, si può consumare chiaramente un pranzo che è quello chiaramente, insomma, un po' il fratello minore, diciamo così, perché la carta, anche questa settimana del pesce, abbiamo, diciamo, 3/4 delle pietanze che proponiamo al gourmet la sera, un po' più semplificate per il mezzogiorno in terrazza, dove la gente viene un po' più sportiva, si ferma con oretta e mezza, dove si mangia ancora il piatto, quindi si sceglie il piatto, perché in realtà un piatto è un dessert, magari si mangia, mentre invece la sera c'è questo menù di 7 oppure 9? 5 e 7, siamo partiti con 5 e 7 e poi andiamo avanti. No, perché siete modesti, solitamente quei menù lì, come l'ho visto, diventano anche 9, 10, 11, 12, perché contano tutto, quindi ecco, diciamo che ci sono proprio, quindi l'antipasto, c'è tutto della cucina, l'antipasto, il primo, il secondo, il dessert, sono poi col 7 portati, sono 2 primi, 2 secondi. Ecco, quindi quest'inverno è stata un po' la puntata zero, chiamiamola così, insomma, tante cose nuove, dobbiamo trovare un po' la quadra, trovare il sistema giusto, venire un po' incontro anche alle esigenze degli ospiti, che sono tanti, che sono clienti abituali, perché hanno visto tutta l'evoluzione dalla casa negli ultimi 4, 5, 6 anni, perciò dobbiamo avere assolutamente un occhio di riguardo per queste persone, questi ospiti fedeli, insomma, un po' alla volta che hanno gradito, e quindi poi scelgono anche se rimanere magari con la mezza pensione, oppure hanno il trattamento B&B e scelgono chiaramente al momento quello. Ma la prenotazione base è sempre B&B di default, questo qua. Poi l'ospite può scegliere di fare tutte le sere l'HB nella sala dedicata di là,
oppure ogni tanto anche qui al gourmet può scegliere giorno per giorno, quindi prenota al tavolo. spezzare Sì, e avere poi sì. c'è anche come dire, un diritto, no? Sì, certo. Esatto, c'è una cifra, non so se è 38 euro, qualcuno mi ha Se noi facciamo ventilato un questa cosa. forfettario di 266 a settimana, sono appunto 38 al giorno, Sì. se fai tutta la settimana, dice no, una volta voglio mangiarmi la pizza, una volta vado Eh? da Niederkauf, allora sceglie le altre due opzioni, quindi o l'HB saltuario o il gourmet, Certo. prenoto al tavolo la mattina le nostre ragazze in reception e la sera si trova qui dove siamo noi adesso. Bene, bene, quindi complimenti e chiaramente a risentirci, perché tutte le volte che c'è qualcosa, succede qualcosa, chiaramente bisogna sempre essere sulla notizia e quindi controllare prima e dopo. Grazie. Bene.